Presidente, il 10 ottobre un interessante convegno che l'Ordine degli Architetti organizza sia per un confronto su Agrigento Capitale della Cultura, ci saranno presenti tanti colleghi dei vari ordini italiani, ma anche per il premio alla Matita d'Oro. Sì, Agrigento per la prima volta nella storia ospita una conferenza nazionale degli ordini degli architetti italiani in occasione della sua nomina a capitale italiana per la cultura, e in questo contesto noi abbiamo voluto capitalizzare la presenza qui nella città della Valle dei Templi di tutti gli ordini italiani per organizzare un convegno di alto profilo scientifico, culturale, con relatori importanti come di caratura internazionale come Gwendalina Salimei, Mario Cucinella, con l'obiettivo di celebrare l'architettura quale linguaggio universale di confronto tra i popoli, in grado di superare quelle divergenze politiche e culturali, talvolta anche religiose, che alimentano sempre più tensioni nel mondo, come quelle che drammaticamente stanno colpendo in questo momento i paesi della Ucraina e della striscia di Gaza. In questo drammatico scenario è particolarmente significativa la scelta del tema i luoghi di culto nel Mediterraneo, sia per il convegno che per il premio di architettura. Mi riferisco al premio internazionale Matita d'Oro del Mediterraneo, che è stato bandito dal nostro ordine lo scorso mese di maggio e che è aperto a tutti gli architetti che hanno progettato una chiesa, una sinagoga, una moschea realizzata in uno dei 42 paesi del bacino del Mediterraneo. A vincere questo premio è stato un italiano, il famoso architetto di Savona Gianluca Peluffo, ma il suo progetto riguarda un'interessante moschea che è stata realizzata in Egitto. Ed ecco qui che viene fuori la trasversalità quella trasversalità della architettura che noi vogliamo esaltare, vogliamo celebrare con il nostro evento, che si articolerà in due sessioni. La prima sessione sarà coordinata dal noto critico e storico dell'architettura contemporanea Luigi Pestinenza Puglisi, mentre la seconda sarà coordinata dalla direttrice editoriale della rivista La Chiesa Oggi, Caterina Parrello. Per precisare, i lavori della conferenza nazionale si terranno nella giornata del 9 ottobre e del 10 mattina e saranno riservati agli addetti ai lavori, cioè ai consigli degli ordini italiani, mentre il convegno si terrà sempre al Teatro Pirandello, ma nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre, e sarà aperto non solo agli architetti ma anche ai cittadini, in modo da coinvolgere su questi temi interessanti anche la collettività e la società civile agrigentina. Vi aspettiamo.